In occasione oggi della giornata internazionale dei diritti umani, l'associazione Nessuno Tocchi Caino ha presentato in Consiglio regionale il rapporto 2015 sulla pena di morte nel mondo. In crescita i paesi dove è stata abolita. Vediamo. Per la giornata dei diritti umani, presentazione in Consiglio regionale del rapporto sulla pena di morte nel mondo, su iniziativa di Nessuno Tocchi Caino. L'associazione ha conferito il premio L'abolizionista dell'anno 2015 a Papa Francesco, che inaugurò il pontificato con l'abolizione dell'ergastolo e con l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento dello Stato del Vaticano. L'ultimo rapporto sulla pena di morte segnala sviluppi positivi. Sono 106 i paesi che a vario titolo hanno rinunciato alla pena di morte, recentemente il caso della Mongolia, e tra virgolette solo 37 quelli che la praticano. Il problema è che in alcuni paesi, in particolare Iran e Arabia Saudita, in controtendenza aumentano drasticamente e drammaticamente le esecuzioni. Rispetto dei diritti umani e sicurezza, un binomio messo in crisi soprattutto dalle cronache più recenti che alimentano la paura e risposte irrazionali, come il ricorso alla pena di morte. È inutile punire un reato quando è stato commesso e ha fatto sorgere paura e diffidenza verso lo Stato. Bisogna far di tutto per impedire che venga commesso. Questo significa limitare l'immigrazione di persone che, non avendo né denari né occupazione, possono essere incitate a delinquere dalle organizzazioni criminali che le hanno portate in Italia. Vuol dire fare un'opera di controllo territoriale e naturalmente fare una grande opera educativa.